Salut a tutti per su secondo un giorno un luogo nella storia di Fiumorbu siamo oggi in Predagnolo. Predagnolo è un paesolo nel comune d'Usuradio, di un paesolo abbandonato, non c'è più nessuno che campa qui, ma siamo con Jean-Pierre Cavatorti che è nato qui e ha passato la sua gioventù qui. Allora, Jean-Pierre, qui è la vostra casa? Qui è la nostra casa, la casa paterna e materna. E in due sono nato. Ed è sorto di una famiglia di 13 figlioli. E hanno grandato tutti qui. E giustamente, come si passava nella vita di tutti i giorni per mangiare? Per mangiare non c'era mica un problema. C'era di mangiare, c'era charcuteria, c'era farina, che facevano pane sopra a piazza, qui i giardini, c'era la polentaia, dopo c'erano noci, fichi secchi, e appena di tutto. Non abbiamo mai mancato di nulla. Anche in tempo di guerra? In tempo di guerra allora c'era più che di Gnaluco, più che dappertutto. E tutto quello che giungeva qui se ne andava con qualcosa. O un formaggio, o un salsiccio, tutte giungevano qui, che ce ne parlava assai da radio, parlavano qui. E non era mica troppo lontano per andare a scuola? Andare a scuola qui ci raccontava un'ora e quarto, un'ora e mezzo. Era lontano che curavamo qui e curavamo a mano e facevamo la sera. E quando tu sorti la sera, che lo piovia, ci voleva fare la stessa. E quando tu giungi qui, non c'erano manco tanti panni per scambiarsi. Ci voleva cantare a fuoco, a girarsi, e poi scaldarsi e asciugarsi a fuoco. E quell'altra mano riparta. Era difficile, era una vita difficile. Era una vita difficile, ma per noi a la troviamo difficile, ma tanto non sappiamo mica, non conosciamo mica meglio. E per noi era bella, o meglio l'abbiamo conosciuto dopo, rosamente. E c'era l'amore, l'affezione di tutti. Amore più che a c'era più affezione familiare, c'era più affezione da gente che giungevano, qui c'è amicizia, una grande amicizia. Vedete, quindi noi siamo, la sera veglia, ci riunivamo tutti qui a veglia, ognuno raccontava la sua storia, la sua pola. Appena di tutto, c'erano più che ne sapeva diceva. Allora, c'erano quelli che mangiavano, e la magaglia c'era. C'era diciamo. C'era già la magaglia e passavamo la nostra vita così. Ed erano rosi, erano rosi. E quanto c'era famiglia all'epoca qui? Qui tutto circondo, Io ci ho conosciuto 18 famiglie. Quant'era a poco preso? Una cinquantina c'erano, sicure. Allora, quando siete partiti da qui? E qui, la mia famiglia cominciò a partire da qui, diciamo lì, in 39, innanzi che iniziava la guerra, voilà, e stavano al ponte di Solenzano. E dopo come era cominciata la guerra, hanno regolato qui, c'è stato qui, e abbiamo seduto qui, hanno ripreso a fare a parte da 42, 43, ed io qui i miei fratelli qui, siamo fermati qui capre, porci e tutto, continuo a fare la vita, a fare caso, e solamente l'annata 52. 52 siamo venuti i capre e tutto, e ce ne siamo volati tutti in piedi. Per chi fa? A cercarsi di lavorare, di vivere appena diciamo meglio, lì. Qui non era mica una cattiva vita, ma era una vita dura. Ci voleva lavorare, ci voleva arrospare per mangiare, la salsiccia e picatelli non ne mancava. Potevamo entrare appena? Potevamo entrare dentro per fare gioia, tutto ciò che dentro. A mandare. C'era la pizza qui. Allora, qui non c'è mica tenere conto di vedere ciò che c'è oggi, ma c'era tutta la casa pulita, c'era tutto, c'era 3 letti, uno qui e uno là. Qui c'era, diciamo, sala a mangiare e cucina. Appiccata qui c'era tutta la charcuteria e un cammino per scaldarci. Ovviamente la televisione, ogni tanto viaggiava, ogni tanto non viaggiava mica. Allora ci voleva stare come noi potevamo. E a mia mamma, quando era da partorire, mia mamma
Era qui che la partoria. Faceva qui, quando zia che era a Saso Fam, diciamo, dell'epoca. Ah, quando non stavamo noi qui, veramente, non avevamo mica l'iPad. No, non c'era mica il padre, Guarda, che non ha mica l'iPad, non ha mica me. Un telefono portabile, un viaggio mica il telefono, come sarà? Beh, voglio dire un affare. Sono contento di aver giunto, ti saremo innanzi di mura lì, di un'unghia a poter vedere che qualche sia vega, come ne abbiamo vissuto, e la vita che ne abbiamo passato. C'è un mondo che da vedere. Spero che c'è un mondo. Questo paesolo qui, ti saremo un paesolo. Jean-Pierre, vi ringrazio, francamente mi ha fatto piacere, vi dico. E a me gli stessa, e vi dico bene anch'io. E alla prossima volta. Alla prossima. Allez. E domani andremo a scontrare la Soggio Mimo Radio Viumorbo che ci parlerà di Astodia, di portati dell'isolaccio.